Siamo nella sede del Collegio dei Capitani con il Gran Maestro Raffaele Bonito. Raccontaci come sarà questa edizione 2025 della Provacia. Allora, sarà un'edizione in segno della tradizione, della continuità. Quest'anno diciamo che è la 40esima edizione, ma è il 41esimo anno che viene predisposta e svolta la Provacia. È nata nel 1985, quindi siamo nel 2025, quindi dovrebbe essere la 41esima, ma ricordiamo tutti che nel 2020 a causa Covid non fu disputata, quindi quest'anno è la 40esima edizione. La novità, ma che non è una novità, è che riusciremo a fare anche per quest'ultimo anno la corsa della Provacia con i puri, e questo è grazie a quello che è stato l'impegno del Collegio dei Capitani nella realizzazione della pista nelle corse di addestramento per il Palio di Legnano, grazie al consigliere Giodi che ci ha permesso a fronte di questo di poter accedere a Roma e far presente che noi avevamo iniziato l'iter prima che venisse emanato questa normativa, e pertanto ci hanno riconosciuto il fatto che noi possiamo solo per quest'anno utilizzare i puri.